Coloro che avevano il plateatico nel maggio del 2019 e faranno la domanda per il plateatico del 2020, per il mese di maggio gli verrà applicato uno sconto di 50%. Il vice sindaco De Checchi e l'assessore a bilancio Schiavone hanno messo i rispettivi uffici al lavoro in questi mesi per andare incontro agli esercenti con plateatici che hanno subito importanti perdite dal punto di vista economico a causa di un maggio particolarmente piovoso. Ci eravamo impegnati a valutare la possibilità di poter ristorare gli esercenti con i plateatici che nel mese di maggio del 2019 sono stati fortemente danneggiati da un mese particolarmente piovoso. Lo sconto del 50% che verrà applicato a quei commercianti che faranno richiesta di plateatico per maggio 2020, dimostrando di averlo avuto anche lo stesso mese di quest'anno, vale tra i 30 e i 40 mila euro. È la prima volta, ha spiegato il vice sindaco, che un'amministrazione comunale si fa carico di eventi come questi. Bisogna essere sempre più vicini ai nostri commercianti, sia con politiche attive, quindi con contributi, con aiuti a sviluppare la loro attività, e anche con politiche che portano all'alleggerimento fiscale, come in questo caso.